Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Saranno sbarcati a Lampedusa 11 cadaveri di migranti recuperati in acque libiche da una ONG, malgrado i pareri contrari di sindaco, guardia costiera e magistratura. Più di 100 profughi intanto approdano nell'isola. La Sicilia eleggerà tra oggi pomeriggio e domani 8 parlamentari europei in condivisione con la Sardegna, ma si vota anche per le amministrative a Caltanissetta e in altri 36 comuni. A Palermo rinunciano 1700 scusatori. A Valle d'Olmo in 200 non voteranno per le mancate risposte alla crisi dell'agricoltura. Agrigento sprofonda nella crisi idrica, adesso pure le autobotti sono senza acqua, mentre Scipione spinge il caldo fino a 40 gradi. Migliaia di cittadini esasperati, sempre più in difficoltà, ammalati, persone fragili e famiglie numerose. A Catania una lite tra amanti finisce nel sangue. Un 41enne accoltella l'ex marito della compagna ed è arrestato per tentato omicidio. Corteo di motorini e musica neomelodica a Messina diventano uno spettacolo trash, i funerali di Michele Lanfranchi, il giovane che si è sparato per errore un colpo di pistola. A San Gregorio nel Catanese la spaccata alla vetrata di una banca ora si fa con l'escavatore. Trafugato un bancomat, i carabinieri interrompono l'assalto. A Catania, super ospite di Etna Comics, l'attrice spagnola Itza Ritugno, l'ispettore Murillo della celebratissima serie La Casa di Carta e Berlino. Calcio, il Palermo insegue i primi colpi dopo aver ufficializzato l'allenatore Dionisi e il DS De Santis. Il Catania, prima di pensare al mercato, deve chiudere con il tecnico. Bentrovati. Saranno trasferiti a Lampedusa i cadaveri di 11 migranti vittime di un naufragio e recuperati dalla nave ONG Geo Barents di Medici Senza Frontiere. La decisione del Ministero dell'Interno ha sollevato polemiche e pareri contrari. Individuato da un aereo un 12° corpo senza vita ancora in mare. Davide Sardo. Sarebbe il caso di azzardare che per i migranti morti non vi è pace nemmeno da morti. Raccontiamo in sintesi ciò che accade. A Lampedusa è stato autorizzato dal Ministero dell'Interno il trasferimento di 11 cadaveri di migranti, tra cui anche dei bambini, vittime di un naufragio in area SAR libica e recuperati dalla nave ONG Geo Barents di Medici Senza Frontiere, che ha poi proseguito il viaggio verso Genova, indicato come porto sicuro di sbarco, con a bordo 165 migranti, verosimilmente compagni di viaggio dei naufraghi morti. I cadaveri sono stati trasbordati su una motovedetta della Guardia Costiera perché la Geo Barents è di proporzioni che non consentono l'attracco a Lampedusa. Oltre agli 11 a Lampedusa giace già nel cimitero di Calapisana la salma di una bambina. E il sindaco Filippo Mannino denuncia che sono troppi per le precarie condizioni della camera mortuaria e non condivide la decisione di trasferimento a Lampedusa, dove nel frattempo sono appena giunte 3 barche con complessivi 180 migranti a bordo. Nel merito ha diffuso l'intervento il procuratore di Agrigento Giovanni Di Leo, che spiega: alla nave ONG è stato assegnato come porto di sbarco Genova. Lo sbarco dei cadaveri a Lampedusa attribuirebbe alla procura di Agrigento la giurisdizione su fatti commessi in acque internazionali, allorché i morti sono vittime del reato di favoreggiamento di immigrazione clandestina, sollevando un rimbalzo di competenze e disagevoli e impropri scambi investigativi tra le procure di Genova e Agrigento. E poi l'isola di Lampedusa non è attrezzata per la conservazione di un così alto numero di cadaveri. Anche in questo caso, pertanto, non si comprende la scelta operata di farli sbarcare a Lampedusa anziché, ad esempio, a Porto Empedocle, dove l'attracco della nave eviterebbe un trasbordo in mare. La prefettura di Agrigento lavora a sostegno delle operazioni logistiche sia per le agenzie funebri di trasporto che per la reperibilità non solo nei cimiteri agrigentini ma anche in quelli di Trapani, Caltanissetta ed Enna. La Sicilia, come tutta l'Italia, al voto oggi pomeriggio e domani per l'intera giornata per le europee, ma ci sono anche 37 comuni nella nostra regione chiamati a eleggere gli amministratori.
un solo capoluogo di provincia coinvolto, Caltanissetta, Manlio Viola. Siciliani chiamati alle urne oggi e domani per eleggere gli 8 membri del Parlamento europeo che spettano al collegio 5 italiano, ovvero alla circoscrizione Isole che comprende Sicilia e Sardegna. Ma in 37 comuni dell'isola le schede che verranno consegnate all'elettore sono 2, visto che si vota anche per eleggere i sindaci e rinnovare i consigli comunali. Si tratta di elezioni anomale perché si vota sabato e domenica e non, come di consueto avviene, domenica e lunedì. I seggi per il voto apriranno oggi, sabato 8 giugno, a partire dalle 15 per chiudere alle 23. Si vota anche per l'intera giornata di domani, domenica 9 giugno, con i seggi che apriranno alle 7 per chiudere sempre alle 23. Subito dopo la chiusura inizierà lo scrutinio delle schede per le elezioni europee. La legge prevede che questo scrutinio avvenga contemporaneamente in tutti i paesi UE. In alcuni paesi si è iniziato a votare già giovedì 6 giugno. Chi ha terminato le operazioni di voto ha nel frattempo sigillato le urne e le aprirà alle 23 di domenica 9 giugno. Per quanto riguarda le amministrative, al voto ci sono 37 comuni. Si tratta di un solo capoluogo di provincia, Caltanissetta. I comuni di maggiore entità e dimensioni dove si voterà con il sistema proporzionale sono poi altri 7, ovvero Gela nel Nisseno, Aci Castello nel Catanese, Pachino nel Siracusano, Castelvetrano e Mazzara del Vallo nel Trapanese, Bagheria e Monreale per la provincia di Palermo. Tutti gli altri, fra cui tutti i comuni della provincia di Messina, voteranno con il sistema maggioritario. Lo scrutinio per le amministrative inizierà invece alle 14 di lunedì 10 giugno. L'eventuale turno di ballottaggio, sempre per le amministrative, si terrà domenica 23 e lunedì 24 giugno. L'elettore dovrà presentarsi al seggio munito di un documento di identità in corso di validità e della scheda elettorale. Chi non trovasse più la scheda elettorale o non ne fosse comunque munito potrà recarsi agli uffici comunali per chiederne un duplicato. Gli stessi uffici resteranno aperti durante tutti gli orari delle operazioni di voto. E a Palermo è puntualmente emergenza scrutatori. Hanno rinunciato in 1700 e caccia anche ai presidenti di seggio. L'emergenza finisce sul tavolo del prefetto Marco Gulà. Ci risiamo, è nuovamente emergenza scrutatori a Palermo in vista del voto per le elezioni europee in programma dalle 15 di oggi fino alle 23 di domani. Su 2.400 sorteggiati, in oltre 1.700 hanno rinunciato alle lettere di incarico inviate dagli agenti della Polizia Municipale. Una replica di quello che è successo sempre a Palermo nel 2022, quando 174 scrutatori e presidenti di seggio non si presentarono nelle sezioni. Fra questi 60 vennero poi denunciati perché si scoprì che alle operazioni di voto preferirono Palermo-Padova, la finale dei play-off. E quello che vedete alle mie spalle è uno dei tanti seggi che fra qualche minuto appunto aprirà ai tanti elettori che si recheranno qui appunto per votare per le elezioni europee. Ovviamente il timore è che ci possano essere tante rinunce, ulteriori rinunce da parte dei presidenti di seggio che potrebbero ovviamente mandare in tilt tutto il voto come già successo nel 2022. Tanto lavoro, 2 giorni ininterrotti di votazioni e lo spoglio per 110 euro e in tanti hanno quindi detto no. L'ufficio elettorale del comune da mesi lavora cercando di formare i seggi. Anche quest'anno gli impiegati hanno fatto i conti con le tante, troppo rinunce. Si sta continuando a lavorare per riuscire a coprire i buchi nelle 600 sezioni che sono ovviamente ancora tanti. Intanto, come dicevamo, a Valle d'Olmo, vicino a Palermo, in 200 hanno restituito la tessera elettorale, non voteranno per le mancate risposte, dicono, alla crisi dell'agricoltura. Andiamo da Agrigento, autobotti ferme e case senza acqua nel quartiere popolare di Villa Seta. È la drammatica condizione che vivono migliaia di famiglie che quotidianamente devono fronteggiare l'emergenza idrica. Davide Sardo. Non si attenua l'emergenza idrica ad Agrigento, anzi l'avvento del ciclone africano Scipione con picchi di temperatura fino a 40 gradi aggrava le prospettive. È stato di allarme senza precedenti. I quartieri sono in fermento, i residenti delle popolose frazioni di Monserrato e Villa Seta sono esasperati perché i rubinetti sono letteralmente a secco. I più esposti sono i malati, i soggetti fragili e le famiglie numerose. Io sono senza acqua già da un bel po' di giorni perché sabato scorso hanno dato 1000 litri d'acqua. 1000 litri d'acqua, siamo 6 persone in famiglia con 2 ammalati oncologici e un bambino piccolo.
Io dico una cosa, cioè dobbiamo smettere di andare a lavorare perché non ci possiamo lavare, non possiamo cucinare. Qua siamo una famiglia di 7 persone e siamo senza acqua. Se vuol venire a vedere c'è una cisterna proprio vuota. Ho chiamato l'AICA, mi hanno detto che mi mettevano in lista, però prima andavano avanti come è giusto che si debba per gli anziani, per gli ammalati e cose varie. Però io come faccio? L'unica alternativa praticabile sono le autobotti private, o almeno lo sono state. Infatti adesso le cisterne sulle 4 ruote sono vuote perché l'acqua si è esaurita anche nelle loro fonti di approvvigionamento. L'idrante è chiuso perché prima ci hanno detto che c'era manco di acqua, ora addirittura ci chiudono l'acqua, però sappiamo che la Girgenti Acque, ex Girgenti Acque che ora è AICA, sta lavorando e dicono di servire la popolazione soltanto con un'autobotte. Poi anche oggi non c'è acqua, non possiamo fare niente, non possiamo aiutare i cittadini, siamo proprio in un disastro. Addirittura ci sono turnazioni di 15-20 giorni nelle abitazioni e automaticamente chiama gli autobotti per essere più velocizzati, ma non riusciamo perché non abbiamo l'acqua. L'estate nella capitale della Sete è appena iniziata e si annuncia rovente sotto ogni aspetto. Incredibile il trascinarsi di questa situazione ad Agrigento. Andiamo a Catania dove una lite tra amanti finisce nel sangue. Un 41enne accoltella l'ex marito della compagna e viene arrestato per tentato omicidio. Luca Ciliberti. Una storia di amanti è finita in malo modo nella zona nord di Catania. Un uomo è finito in ospedale accoltellato, l'aggressore ferito è stato arrestato per tentato omicidio. La donna invece sotto shock ha collaborato con i carabinieri che hanno ricostruito l'accaduto. I fatti sono avvenuti all'interno di un'abitazione del Rione Enesima dove una lite per gelosia è tragicamente degenerata. La donna, 45enne catanese, ex moglie dell'uomo ferito, ha raccontato agli investigatori che poco prima per motivi di gelosia era iniziata una furibonda lite tra il suo attuale compagno, un 41enne di Acireale, e il suo ex marito, un 50enne di Catania. Al culmine della rabbia il più giovane avrebbe impugnato un coltello da cucina colpendo più volte il suo contendente, che nel frattempo era riuscito a fuggire in strada per chiedere aiuto. Immediato il soccorso del 118 che ha condotto il ferito al pronto soccorso dell'ospedale San Marco. Arrivati sul posto i carabinieri e la scientifica però non hanno trovato alcuna macchia di sangue sul pavimento dell'abitazione. L'aggressore infatti prima di andare via aveva provveduto a ripulire tutto, ma le tracce non sono sfuggite ai sofisticati mezzi degli investigatori che immediatamente hanno cercato di rintracciare il 41enne che nel frattempo, non curante dell'accaduto, si trovava in uno studio medico di Acireale per degli esami prenotati da tempo. Individuato e arrestato, l'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza a Catania. A Messina l'ultimo saluto a Michele Lanfranchi, è diventato un corteo di motorini con tanto di musica neomelodica, motorini che hanno scortato il feretro sino al Gran Camposanto. Francesco Triolo. Palloncini e musiche neomelodiche nella piazzetta di Villalina, poi il corteo di scooter e auto che da giostra hanno accompagnato il feretro sino al cimitero. È stato l'ultimo saluto degli amici a Michele Lanfranchi, il 19enne morto a Messina a causa di un colpo di pistola nella notte tra l'1 e il 2 giugno in un'abitazione di via Michelangelo Rizzo. Il corteo ha attraversato tutto il centro della città, quindi al Gran Camposanto la benedizione di un pastore evangelico. Tantissimi gli amici presenti e i giovani che lo hanno voluto salutare. Il corpo era stato restituito ai familiari subito dopo l'autopsia che secondo le indiscrezioni avrebbe confermato l'ipotesi della tragica casualità. La traiettoria compiuta dal proiettile sarebbe infatti dal basso verso l'alto, fatto questo che confermerebbe la fatalità per la morte del giovane che stava maneggiando una pistola 7,65 con matricola Brasa comprata qualche giorno prima. Sulla vicenda indaga la sostituto procuratore Liliana Todaro. Dopo aver ascoltato tutti i presenti e diversi conoscenti della vittima saranno fondamentali anche gli esiti degli esami balistici e dello STUB sui presenti quella sera nell'abitazione di via Michelangelo Rizzo. Assalto in banca con l'escavatore interrotto dai carabinieri a San Gregorio nel Catanese. Trafugato un bancomat, abbandonati sul posto un altro sportello automatico e la cassa continua. Marco Carli.
Assalto alla banca con l'escavatore, ingombrante, pesante ma potente, che riesce con un solo colpo a scardinare bancomat, casse continue o ATM. È successo a San Gregorio nel Catanese. Queste sono le condizioni del posto dove c'è stato il tentativo di colpo, andato a segno solo in parte per merito dei carabinieri. I fatti sono della notte scorsa. L'istituto bancario che vedete nelle immagini si trova in Corso Europa. I ladri, utilizzando appunto un escavatore rubato in zona, hanno divelto l'ingresso dell'istituto di credito e hanno tentato di portare via 2 bancomat e una cassa continua. L'allarme è scattato, non si sa ancora se da parte di un passante oppure dei sistemi interni alla banca. Praticamente immediato l'intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile di Gravina di Catania e di quelli della stazione di San Gregorio, che hanno interrotto il colpo. Al loro arrivo i malviventi sono fuggiti, riuscendo però a trafugare uno dei 2 bancomat, lasciando a terra sia la cassa continua che l'altro bancomat. Di seguito l'intervento dei militari dell'Arma della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale dei carabinieri di Catania per i rilievi tecnici e per verificare l'eventuale presenza di impronte digitali che, insieme alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, possono portare all'individuazione dei responsabili di un colpo con l'escavatore che, insieme a quelli in cui vengono usati altri mezzi come il Bobcat, nel Catanese sta diventando ormai abbastanza frequente. Insomma, i lupen di un tempo non esistono più, niente astuzie, ma si va per le vie brevi, un colpo di ruspa e il bancomat viene trascinato via. Ed è allarme sicurezza anche a Palermo, dove ogni giorno la città si sveglia con vetrine appunto spaccate a colpi di mazza o con auto rubate lanciate come arieti. Ed è polemica sull'investimento fatto col PON Sicurezza per dotare la città di telecamere avanzate. Sono 50 quelle per il momento operative, ne arriveranno altre. Manlio Viola. Auto rubate usate come un ariete contro le vetrine dei negozi in centro città. Altre vetrine spaccate a colpi di mazza poco distante. Il giorno precedente rapini a supermercati e farmacie dal centro alla periferia sud. Il tutto condito da risse per motivi di circolazione stradale, ma anche legati a incontri, o meglio scontri, fra i più facinorosi dei frequentatori della movida. E allarme sicurezza a Palermo, soprattutto nel centro storico. La criminalità sembra padrona. Ieri 2 auto rubate usate per sfondare le vetrine di Giglio Piccolo, una griffe della città, in un negozio praticamente in Piazza Croci nel Salotto Buono, poco dopo sono state ritrovate allo Zen bruciate. Poco distante, in una traversa di via Libertà, ammazzate alla vetrina del ristorante Tritalo. Il giorno prima sfondate anche le vetrine del ristorante Namamma. Un'escalation che ha portato i commercianti a fare scelte che non ti aspetti. Lasciano sempre qualcosa da rubare nella cassa, ci racconta un commerciante del centro che vuole rimanere anonimo. Meglio farsi rubare 300 o 400 euro che farsi distruggere il negozio, oltre il già grave danno alle vetrine. Sì, perché i ladri, se non trovano denaro o valori facili da smerciare, distruggono tutto. E sui controlli è polemica. A Palermo, che è una città interconnessa con oltre 50 telecamere che controllano tutti gli angoli, c'è chi sostiene che la control room è un flop. Una polemica spenta subito dal comandante della polizia municipale. Il sistema non arranca, funziona perfettamente, dice Angelo Coluccello. Sarà implementato, ma è già uno strumento di controllo avanzato. Resta l'amarezza e il danno rispetto alla superficialità con cui qualcuno, facendo tanta confusione, ha voluto far intendere che il controllo del territorio si fa con le telecamere dei vigili urbani, quando invece il controllo coordinato dalla prefettura è frutto di un eccezionale lavoro di analisi e pianificazione che funziona. Vandalizzato a Trapani il murale dedicato a Falcone e Borsellino nel quartiere Sant'Alberto. Qualcuno ha scritto con la vernice Cosa Nostra. Il murale era stato collocato lo scorso 23 maggio, giorno dell'anniversario della strage di Capaci. Voltiamo pagina dalla Spagna a Catania. Itziar Itugno, tra i protagonisti della serie La Casa di Carta e Berlino, arriva in Sicilia per incontrare i suoi fan. L'attrice oggi è la super ospite di Etna Comics, Emanuela Corsi. Se il professore dice che sono una di voi, è perché lo sono. Dalla Spagna a Catania per incontrare i fan delle serie TV cult che l'hanno resa celebre in tutto il mondo. Lei è Itziar Itugno, l'attrice spagnola interprete dell'ispettore Raquel Murillo nella Casa di Carta e di Lisbona nello spin-off e prequel Berlino. Dov'è il professore? Non so dov'è il professore. Diglielo, sto arrivando. Itziar, super ospite della terza giornata di Etna Comics 2024, ha incontrato i suoi fan raccontando la sua esperienza sui set delle 2 serie TV dedicate al gruppo di ladri più famosi del pianeta.
Mi gusta il personaggio perché è un personaggio che ha saputo attraversare tutti gli scenari possibili nella serie, è stata l'ispettrice di polizia, ha fatto parte della banda, ha fatto parte della politica, quindi è stato l'unico che ha fatto questa parabola completa di scenari. Per quanto riguarda il futuro della Casa di Carta, l'attrice ci dice che non sa se verrà realizzata una nuova serie, anche se crede che potrà esserci la possibilità, magari più in là nel tempo. Lo intenten, non lo so perché ha tenuto molto éxito e io creo che esiste la possibilità bastante más adelante. Questa è la tua prima esperienza qui in Sicilia oppure già conoscevi? È la prima esperienza, sì. E com'è essere qui ad Etna Comics? Me ha encantado el volcán. El volcán es impresionante, el Etna. Ayer pudimos ver un poquito Catania. Ieri abbiamo avuto la possibilità di visitare un po' Catania, il centro, abbiamo visitato il castello Ursino, sottinteso. Quello che ci ha colpito tantissimo di Catania è che è una città giovane, piena di vita, chiaramente il cibo è buonissimo, siamo andati a cena, abbiamo potuto gustare varie pietanze e quello che ci rimane è la voglia chiaramente di tornare qua. Itziar Itugno. Bene, ci facciamo una breve pausa, tra poco il calcio, il Palermo è già attivo sul calciomercato, mentre il Catania attende di individuare la guida tecnica. State con noi, vi aspettiamo. Così al calcio, dopo le ufficialità di Dionisi e De Santis, il Palermo inizia a guardare al calciomercato. Arrivano già i primi nomi che sarebbero di interesse del club rosanero. Marco Gullà. Le ufficialità di Dionisi e De Santis hanno acceso i motori sulla prossima stagione. Il Palermo, dopo la delusione legata ad una stagione anonima, guarda avanti e cambia tutto. Sarà una rivoluzione, non soltanto sul fronte dirigenziale, ma anche sul telaio della squadra. In tanti lasceranno, andranno via dopo un campionato di alti e bassi. L'obiettivo per il rosanero non può che essere la promozione in Serie A. Come la vita di ognuno di noi è migliorarci, quindi questo cosa vuol dire? Essere ancora più competitivi per la Serie A. Questo però non vuol dire che noi abbiamo l'assillo. Il Palermo arriverà in Serie A, questo perché ci viene riconosciuto a tutti ne sono consapevoli, tutti lo sanno, ma non si va in Serie A perché si è il Palermo, ci si chiama il Palermo o perché abbiamo un gruppo di tifosi meraviglioso e unico al mondo. Ci si va con il lavoro, con il sacrificio, con la dedizione, con la voglia di essere ogni giorno a raggiungere un qualcosa di veramente importante. Arrivata l'ufficialità di Dionisi e De Santis, è tempo di concentrarsi sul prossimo calciomercato. In tal senso, allenatore e DS dialogheranno con la società per individuare le pedine migliori e sarebbero già partiti i primi sondaggi. Il primo profilo tenuto in considerazione sarebbe quello di Van de Putte, ala del Catanzaro. Piace anche Esposito dell'Inter. Per la difesa invece si punta a Liberato Cacace, calciatore neozelandese classe 2000, difensore dell'Empoli e della Nazionale. Il Catania attende di individuare la guida tecnica per il prossimo anno. L'obiettivo è arrivare in ritiro dopo aver già definito la maggior parte dell'organico. Marco Carli. Poco più di un mese al ritiro, a cui il Catania, stando alle dichiarazioni di Daniele Faggiano, deve arrivare con il 60-70% della rosa a disposizione, disegnata dal direttore sportivo e dall'allenatore. Il nuovo direttore di questa scuola l'ha detto: per costruire le squadre va usato il mese di giugno e l'obiettivo per farsi trovare pronti, per lavorare ad Assisi nel miglior modo possibile. Il primo tassello è stato messo proprio con Faggiano. Perché so quanto è carico, quanto lui può dare a questo club. La fame, la carica dunque come elementi fondanti, l'hanno ricordato sia Faggiano che Grella in conferenza. Con la squadra non ci sarà più Pantanelli, il team manager dell'ultima stagione. Si attende invece l'ufficializzazione del tecnico. Toscano deve chiudere con il Cesena perché ha un anno di contratto in essere. Le trattative alternative per il tecnico sembrano meno reali. A Bari dovrebbero arrivare Magalini come DS e Pippo Inzaghi in panchina. A Vicenza potrebbe restare Vecchi, comunque vada alla finale con la Carrarese. A Padova la situazione societaria non è idilliaca al momento. Insomma, l'offerta del Catania è sempre la migliore. A breve dovrebbe esserci la conclusione della vicenda. E a proposito di offerte, come sempre ritorna per il Catania il nome di Artistico, a segno con la Virtus Francavilla contro i rossazzurri sia all'andata che al ritorno nell'ultima stagione. Un accostamento che c'è da tempo. L'attaccante era stato cercato già a gennaio. Per dirla con Faggiano e Grella, anche lui un altro che ha fame e vuole far bene.
E noi intanto ci fermiamo qui, l'appuntamento lo sapete, il prossimo TG alle 20, grazie e buon pomeriggio.